Piuzzi, tu hai fatto le tante interviste, no? Quale storia ti ha toccato più emotivamente? Anche qui ce ne sarebbero tante, però vi riporto di nuovo in Bosnia sulla rotta balcanica, quando sono arrivata a uno dei campi profughi di Biac. Mi è capitato di intervistare una donna, una mamma giovanissima, 25 anni, afghana, che stava partendo con i suoi 2 bambini a tentare The Game, e ricordo che mi ha raccontato quella che era stata brevemente, insomma, la sua vita, e prima di partire mi ha abbracciato e mi ha detto pray for us, quindi farsi carico di queste storie è sempre a quel guardarle da vicino, a essere in empatia con la vita degli altri. Vero. Chi è Anna Piuzzi? Bella domanda. Anna Piuzzi è una giornalista, giornalista di carta stampata e radio, cresciuta in Friuli Venezia Giulia, quindi molto radicata in questo territorio, nelle sue comunità, e che ama raccontare quelle che sono le storie di questo territorio, di chi ci abita da sempre e di chi invece è arrivato solo recentemente. Va bene. Quando hai capito che il giornalismo è la tua passione? È arrivato un po' per caso come comprensione. Io scrivo da sempre, scrivo moltissimo, fin da quando ero bambina, quindi storie, appunti, racconti di viaggio. Però solo a un certo punto mi sono resa conto che questo raccontare poteva diventare qualcos'altro, poteva diventare un lavoro. Io mi occupavo di tutt'altro, lavoravo in un'associazione che si occupava di educazione alla cittadinanza, di migrazioni e di questioni di genere, e poi a un certo punto ho pensato che la scrittura potesse diventare un lavoro, e sono entrata piano piano come corrispondente, poi direttamente in redazione al settimanale diocesano. La storia che ti è piaciuto raccontare di più? Allora, in generale a me piace scrivere, un tema che mi appassiona è quello delle migrazioni, e quindi ho trovato importante e fondamentale raccontare ad esempio la rotta balcanica, andando a vedere che cosa accadeva in Bosnia e Erzegovina nei campi profughi, quindi raccontare le storie di queste persone in cammino. Però mi è piaciuto tantissimo anche raccontare forse la storia più bella, le storie di immigrazione riuscita. Penso a Pradamano, a una famiglia che è arrivata qui in Italia con i corridoi umanitari, e la comunità di Pradamano l'ha accolta, e questa famiglia, una coppia con 2 bambini, sta facendo un progetto di vita, una nuova famiglia qui in Friuli, quindi una storia riuscita di integrazione e di inclusione. Impatto del suo lavoro sulla comunità, lo vedi? Allora, l'impatto che spero di avere con il mio lavoro è quello di accorciare le distanze ad esempio per quello che riguarda il tema delle migrazioni, quindi tra le persone molto diverse. C'è una frase di Robert Capa, il famoso fotografo, che dice: se le vostre foto non vengono bene vuol dire che non siete andati abbastanza vicini, e credo che questo sia quello che innerva un po' il mio lavoro, che dovrebbe innervare il lavoro di chi racconta storie, cioè avvicinare, entrare davvero nella vita delle persone e poi restituirla agli altri. Insomma, il lavoro del giornalista come, insomma, un piccolo contributo a raccontare la realtà anche in un bilanciamento di giustizia sociale che sia decisamente maggiore e migliore. Anna Piuzzi e il Friuli, qual è l'angolo ti piace di più in Friuli Venezia Giulia? Dimmi. Beh, sono molto di parte, dove sono nata, che è il Friuli Collinare. Io sono di Maiano, il Friuli Collinare che ha determinato molto di quello che sono oggi, perché mi ha insegnato che cosa vuol dire solidarietà, che cosa vuol dire inclusione, attraverso pratiche che poi sono state prese ad esempio nel sociale e anche altrove. Dunque questo ha segnato molto, questo essere comunità, nel mio modo di approcciarmi un pochino alla vita e anche nel mio lavoro, quindi insomma cercare di fare luce laddove ci sono delle vite un po' più in ombra di altre. Dunque, oggi è una parola forse abusata ma che è calzante, cercare di far luce sulle periferie, sulle fragilità. Questo mi ha insegnato la mia terra, ed è quello che amo molto del Friuli Collinare, e che quindi me lo fa essere il luogo preferito. Certo. Perfetto. Quale lezione ti ha lasciato il Covid, la pandemia?
E poi cosa ne senti adesso? Cosa hai imparato praticamente? Ho imparato che bisogna essere pronti davvero all'imprevisto, anche da raccontare, quindi una continua preparazione, una continua attenzione alle storie che non sono mainstream, quindi andare tra le pieghe delle vite, delle comunità. Grazie Anna, grazie per avere qui le tue risposte. Grazie a Ciao. voi per questo spazio.